Natale 2024 col sindaco comunale a Cavarzere, grande festa, bella piazza e bel Natale, o sbaglio? Sì, assolutamente, ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa pista e sono stati ovviamente i commercianti che hanno dato il loro contributo economico, ma ovviamente l'amministrazione ha fatto la sua, la Proloco, l'associazione Cavarzeriamo, insomma che tanto c'è da fare per mantenere vivo il nostro paese. Iniziamo oggi, visto che il weekend scorso purtroppo per le avverse condizioni meteorologiche non siamo riusciti a iniziare, abbiamo perso un weekend, ma sicuramente recupereremo nei prossimi fino all'Epifania, insomma ci sarà da divertirsi per i bimbi cavarzerani. Ecco, tra l'altro qua a Cavarzere un sacco di cose, arte event con degli spettacoli straordinari, poi avete degli ospiti illustri, so che fra poco ci sarà anche un giornalista importante che verrà qua da voi. Capezzone lunedì. Bravi, bravi, bravi. Quindi questo è merito di una buona squadra? Assolutamente di una buona squadra e di una collaborazione insomma, che deve fare il bene della nostra città. Come giustamente ricordavi te, la rassegna teatrale è molto importante con nomi di rilievo nazionale, ma anche la rassegna giornalistica curata da Cavarzere Incontra ha portato e porterà giornalisti di fama nazionale e internazionale nel nostro meraviglioso teatro Tullio Serafin. Come ti ricordavo, lunedì ci sarà Capezzone, è una serata da sold out e quindi insomma cerchiamo di rendere vivo questo paese perché insomma la distanza dai grossi centri è notevole, quindi dobbiamo cercare di recuperare lo svantaggio che abbiamo verso altri centri. Diciamo che siamo contenti perché Cavarzere per questi eventi viene raggiunta anche da altri cittadini di altre città limitrofe e non solo. Beh, quest'anno ci aspettiamo tante novità e la prima la vedi è qui dietro a me, la pista di pattinaggio che abbiamo fortemente voluto, non con qualche inghippo perché comunque come al solito i lavori in cantiere c'è sempre qualcosa che non va, ma siamo riusciti insomma a portare a termine ecco, questa bellissima pista di pattinaggio. Ma non solo, quest'anno abbiamo quindi un villaggetto di Natale con musica, DJ set, quindi abbiamo i mercatini di Natale. Voglio ringraziare soprattutto la Proloco di Cavarzere e il comitato Notte Bianca e Cavarzeriamo appunto di Cavarzere, ma non solo, voglio ringraziare i commercianti perché loro sono linfa vitale per questo tipo di manifestazioni, commercianti e sponsor, perché grazie a loro riusciamo a realizzare questo tipo di interventi. Però, Assessore, voi fate H24, nel senso che ogni mese c'è qualcosa, e l'estate, e la primavera, e l'autunno, e i carri, e questo e Diciamo quest'altro. che siamo abbastanza dinamici, anzi ti dirò di più, abbiamo quindi, come ti ripeto, tutte le domeniche abbiamo musica qui in centro piazza, abbiamo due date extra che sono la vigilia di Natale e abbiamo anche poi il 5 di gennaio con la musica ecco, conclusiva diciamo, ma la pista di pattinaggio addirittura rimarrà oltre anche il periodo natalizio, quindi per qualcuno che ne vuole approfittare le vacanze non finiscono a Cavarzere. Però, Assessore, a lei quanto piace fare l'assessore di queste cose? Perché Diciamo che è faticoso, devo anche però si ringraziare diverte, dai. il sindaco, però mi diverto, dai, mi diverto.